tutti. Insomma, avete in casa un bambino o una bambina che va dai 3 ai 6 anni che sa un po' cantare, oppure magari che tutto il giorno vi canta intorno, ma perché non la fate partecipare a questa bellissima trasmissione che noi stiamo preparando per loro, dove loro saranno i protagonisti? Sono arrivate tantissime telefonate, poi potete chiamare allo 0769 64330, ma adesso iniziamo subito a giocare per 1,5 milioni con Bilba di Cadei, la linea rossa che va sempre più forte. Pronto? Ciao Tiziana, sono Ciao. Massimiliano. Ciao Massimiliano, come stai? Bene, grazie. Anch'io sto bene, vediamo le prime 4 ragazze. $1,5 milioni, Massimiliano. Ciao, mi chiamo Monia, ho 21 anni, peso 50 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Emanuela, ho 21 anni, peso 43 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, sono Lucilla, peso 49 kg, ho 16 anni e questa è una parrucca. Ciao, sono Simona, ho 20 anni, peso 54 kg e questi sono i miei capelli. Andiamo a vedere. Ciao, sono Simona. Allora, chi ha mentito? Massimiliano? Sì, Lucilla. Lucilla, ha mentito Lucilla. Perché ha mentito Lucilla? Sui capelli. Sui capelli. Sui capelli ha mentito Lucilla, perché questa non è una parrucca. Cos'è? Sono i suoi, vero? E quindi tu non hai vinto $1,5 milioni, perché questi era veramente una parrucca, sono questi i suoi capelli. Massimiliano, non importa, richiamaci, perché in realtà ti aveva mentito Monia, in quanto diceva di pesare 50 kg. Quanto pesi invece? Invece peso 48 kg. Mannaggia, vabbè, non importa. Allora, vogliamo parlare dello shampoo Bilba di Cadei, l'unico shampoo almidolle e placenta che assicura ai nostri capelli lucentezza, forza e vitalità, ed è un prodotto stupendo? Ma sì, noi lo usiamo, usatelo anche voi, va bene? Allora, un'altra telefonata. Pronto? Ciao Tiziana. Ciao, come ti chiami? Simona, vediamo le prossime 4 ragazze. Per 2 milioni. Ciao, sono Mary, ho 20 anni, peso 51 kg e questa è una parrucca. Ciao, sono Ambra, ho 15 anni, peso 49 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, sono Francesca, ho 21 anni, peso 48 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Barbara, ho 19 anni, peso 50 kg e questi sono i miei capelli. Simona, per 2 milioni, allora, secondo te, chi è la bugiarda da smascherare? Ambra. Ambra perché? Per l'età. Perché Ambra ha dichiarato di avere 15 anni, invece ne ha 15. E mi dispiace, non hai vinto, ma non importa, richiamaci, perché ti aveva mentito Francesca, perché aveva dichiarato di avere 21 anni, invece quanti anni hai, Francesca? 19, ma non importa, perché con Francesca adesso parliamo dello shampoo Bilba di Cadei, che è unico ed originale. Si usa come un normale shampoo, ma poi noi quanti minuti lo lasciamo agire, Francesca? 2, 3, e come lo lasciamo agire noi qualche minuto, fatelo anche voi. Pronto? Ciao Tiziana. Ciao. Sono Francesca. Come? Sono Francesca. Francesca, vediamo le prossime 4 ragazze. Francesca, 2 milioni e mezzo possono essere tuoi. Ciao, mi chiamo Alessia, ho 19 anni, peso 48 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Roberta, ho 17 anni, peso 50 kg e questa è una parrucca. Ciao, mi chiamo Elvira, ho 18 anni, peso 50 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Alessia, ho 23 anni, peso 49 kg e questi sono i miei capelli.
Allora andiamo a vedere per 2 milioni e mezzo chi ha mentito, smascheriamola la bugiarda. Roberta, Roberta, sull'età. sull'età. Roberta sull'età, perché Roberta ha dichiarato 17 anni. 17 anni, invece ne hai 52. No, mi dispiace, a 17 anni perché sai che aveva mentito. Queste stanno diventando bugiarde ma anche brave, capito? E questo è il problema. Aveva mentito la dolcissima Alessia in quanto diceva, dillo te, Di pesare 48 kg. di avere 48 anni, stavi per dire. E invece quanto pesi? 45. 45, va bene. Qualcosa è cambiato in Roberta, sì, la parrucca, togliamola. Ma niente ti vuoi fare scura, Roberta? Sì? Allora con Roberta voglio parlare della crema trattante al midollo e placenta, che è un classico impacco di bellezza. Tu lo usi, vero? Anche tua nonna forse lo usava, ma non di Bilba di Cadei. E noi invece oggi, meraviglia delle meraviglie, lo troviamo pronto in una bellissima scatola rossa come tutti i prodotti Bilba di Cadei. Pronto? 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 Ciao Tiziana. Ciao, come ti chiami? Sono Paola. Paola, per 3 milioni. Allora, per 3 milioni, chi ti mentirà? Ciao, sono Samantha, ho 21 anni, peso 53 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Emanuela, ho 15 anni, peso 46 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, sono Laura, ho 19 anni, peso 52 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, sono Miriana, ho 20 anni, peso 54 kg e questi sono i miei capelli. Paola! Andiamo a Io vedere. penso sia Samantha. Tu pensi sia Samantha? Perché Samantha, ormai si sa che è una bugiarda famosa. Perché? Sul peso. Sul peso. Perché Samantha ha dichiarato di pesare 53. E invece Samantha pesa 53, non hai vinto, ma richiamaci, vedrai sarai più fortunata con Bilba di Cadei perché ti aveva mentito la bravissima Laura, che è una bugiarda incredibile in quanto dichiara di pesare 19 anni. Ah, peso 19 anni? Dichiari di avere 19 anni e invece... E invece ne ho 20. E invece ha 20 anni. E allora con Laura io voglio parlare della crema trattante Bilba di Cadei, perché tu sai benissimo che è un impacco di salute e di bellezza per i nostri capelli. E anche tu te la metti sui capelli asciutta e la tieni una mezz'ora, vero? Certo, Lo fai anche te? sì, Ogni 10 giorni, vero? Ogni 10 giorni. Una volta a settimana, ogni 10 giorni. Brava Laura. molto bene. Fa molto bene, brava Laura. Pronto? Pronto? Tiziana, sono Stefano. Ciao Stefano, per 3 milioni e mezzo vediamo le prossime 4 ragazze. Stefano, dimmi chi ti mentirà. Buongiorno, mi chiamo Elena, ho 21 anni, peso 47 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, sono Pamela. Ho 16 anni, peso 46 kg e indossi una parrucca. Ciao, mi chiamo Monica, ho 20 anni, peso 52 kg e questi sono i miei capelli. Ciao, mi chiamo Monica, ho 19 anni, peso 55 kg e questi sono i miei capelli. Allora, per 3 milioni e mezzo, Stefano, andiamo a vedere insieme chi ha mentito. Allora, Monica. Monica? Monica. Perché? Sul peso. Sul peso. Monica sul peso. Perché Monica, e guarda, credo che ci sei vicino se non mi sbaglio io. Perché Monica ha dichiarato di pesare 55 kg. e invece quanti ne pesi? 55. No Stefano, non hai vinto, ma chiamaci domani perché con Bilba di Cadei puoi vincere ancora, ciao! Perché aveva mentito Tania.
perché lei diceva di chiamarsi come? Monica. E invece come ti chiami? Tania. Tania, e con Tania parliamo del balsamo spuma color ravvivante al midollo e placenta, che è facile da usare e dopo lo shampoo, tono su tono, ridà vita al colore, ravviva il colore. Noi qui a Non è la Rai lo usiamo tutti, ma con Bilba e tanti altri prodotti Cadei potete vincere una cascata di diamanti. Come? Partecipare è facilissimo, basta inviare a casa Cadei le prove di acquisto. Da parte mia buona fortuna, ci vediamo domani con Bilba di Cadei, la linea rossa che va sempre più forte. Ciao!